Buonasera a tutti gli intervenuti. Questo pomeriggio presentiamo questo libro, Parole escluse, sono una raccolta di poesie, che in realtà ha bisogno di una premessa, perché è un libro che segue il risultato di un percorso fatto sul concetto di Spamarte, cominciato, non mi vorrei sbagliare, 6 anni fa, quindi nel 2009-2010, insomma. Quindi io credo che sia necessaria una breve premessa che faccio io, perché in realtà poi noi come casa editrice abbiamo un po' seguito tutto il percorso fatto dalle attività della Spamarte che hanno dato luogo poi a pubblicazioni. Quindi diciamo che il tutto comincia nel 2009 con questo romanzo di Vittorio Paponcello, Spam Story. In realtà questo si sviluppa come un romanzo vero e proprio, nel senso che ha una trama ben definita e comunque in ogni caso apre questo filone, si vede anche dal titolo, no? Spam Story, apre questo filone della Spamarte solo perché è contrassegnato in modo molto originale da una sequenza di email. L'idea della Spamarte è solo, in nuce in questo romanzo, e vale la pena prendere alcune frasi tratte dalla prefazione di Paponcello che danno un po' l'idea di come ci si muove, no? Almeno in questo bozzo di idea il concetto di Spamarte ha cominciato ad avere. E ripeto, siamo nel 2009, quindi sono passati 7 anni, non è che sia poco. In principio fu una mail, in seguito durante 5 anni ne arrivarono tantissime, a volte con cadenza regolare, altre a volte con lunghe interruzioni per riprendere improvvisamente come un fiume in piena. E il mio computer è stato letteralmente sommerso da queste lettere di luce. Alcuni autori in passato, trovando manoscritti, hanno poi ricavato narrazioni. Le pagine qui raccolte le ho invece ricevute da qualche misterioso corrispondente virtuale. Ci doveva sicuramente essere un codice per ordinarle, non saprei. Da parte mia ho solo ricomposto i diversi messaggi seguendo un ordine che a me è parso cronologico nello sviluppo del racconto. Questo per spiegare un po' l'idea originaria. Il poeta in 3 parti. Immaginiamo un poeta, un tipo alto, con mani spigolose, circondato da parole trovate o scelte non per efficienza e chiarezza di senso, ma per coincidenza ferroviaria. Pensiamo all'invadenza, molesta come mosca tenutaria, di parole abituali, dette senza peso e per errore, di bilancia perniciosa, bavosa, sciantosa, tediosa e boreale. Immaginiamo questo atleta del mistero scartare i sensi comuni, i parlamenti immuni, i salti del fosso dei tribuni. Le 1000 vie è una sola parola scelta, quella che ogni volta ci definì e che di noi fece un ricordo, per noi, per gli altri. Anche i suoni, z, pr, ra, cri, sru, mai uditi, o le lingue che nessuna bocca femminile proferì dalle sue labbra al nostro cuore. Orgasmi mai uditi, di lingue arcaiche, scopare il passato, le donne che furono, che avventura. Fin dentro le vene del sangue mai chiamato fluido non newtoniano. A margine immagine germina, emerge energia genera, aggrega, migra, rimugina, gira, rima, anagramma, in miraggio aggruma. Lo scarto al margine escluso, l'immagine a corto riuso, cotta il rimasuglio ingegnoso. Genti emergenti dai mari d'emergency, emarginati ai margini nati, migranti, immigrati e migranti, gementi, lattanti, tanti, urgenti, alimenti, unguenti, respingimenti, dimenti, dementi. E questo adesso la situazione nel mondo. This is the world condition now. Ex bambino, Parigi, 13 novembre 2015. Sotto il cappuccio nero c'è altro nero e poi altro nero, lucido laccato strano,
nell'impugnatura di quella cosa che spara. E io non la capisco. Lo vedi quanto è nero? Pure il proiettile si adegua. Nero il sopracciglio, l'occhio allungato mandorlo. Ma sei proprio tu che mi spari. A metà strada tra un ricordo ed un silenzio, cresciute nella lucidità di un senso isolato e confuso dalla memoria, come un inverno consumato in una neve adulta. Sono dure come le albe, spinte a non diventare il giorno, dure come la pietra, confinata al precipizio, e scosse nello sforzo di dare un significato alla vita, non fanno altro che capitare tra le labbra, come nuvole sparse nel cielo, pronte a vegliare la notte e a smettere le logiche del tempo, come una pioggia, schiva di voce. Dal centro della pagina divisa, qui dove non te l'aspetteresti, una voce si insinua, si improvvisa, e in disparte quella voce, in sordina, sibillina, note di scolio al testo imponderabili, queste righe aggiuntive, questi fragili raggiri in rima ai margini. La posizione eccentrica del canto, fuori tema, fuori campo, non è in fondo affatto sfavorevole se spesso la verità si dice, mentre si parla distrattamente